girone A. Albino Leffe, Feralpi Salò 2-3, Cremonese Pavia 1-0, Pro Patria Lumezzane 0-0, Provercelli Venezia 1-0, Reggiana Como 2-0, San Marino Virtus Entella 2-1, Savona Vicenza 1-0, Sud Tirol Carrarese 1-0. In classifica sempre al comando la Virtus Entella con 53 punti, poi la Provercelli 47, la Cremonese scavalca i biancorossi, si porta a 44, Vicenza 42, Sud Tirol, Savona 40, Como 38, Venezia 37, Albino Leffe 35, Feralpi Salò 32, Lumezzane Reggiana 28, Carrarese 27, Pro Patria 25, San Marino 20, Pavia 19. Sconfitta di Bolzano, arriva anche quella di Savona per il Vicenza formato trasferta. Un tempo impietoso con pioggia incessante e vento condizionano la gara, ma i biancorossi alla fine recriminano anche contro la sfortuna. Un primo tempo difficile per il Vicenza con il Savona che tiene di più la palla ma non crea palle gol importanti. L'unica degna di nota al 24esimo con De Martis che non riesce ad inquadrare i pali difesi anche questa domenica da Alfonso. Il Vicenza risponde nel finale, 37esimo, spizzata di Maritato su cross di Padalino e Cinelli non ci arriva per un niente. Si va nella ripresa e finalmente smette di piovere e il Vicenza sembra ingranare. Dopo 2 minuti Tulli vicinissimo al gol, lavora un pallone in area e poi indirizza verso il portiere Aresti che si salva con un tuffo da campione. 5 minuti e 20 e ancora Tulli ha sul destro la palla per portare in vantaggio i biancorossi, ma incredibilmente il numero 11 biancorosso non riesce a trovare l'impatto giusto con la sfera e l'azione sfuma. Al gol sbagliato corrisponde come di consueto gol incassato. È il 20esimo quando Virdis imbecca Cesarini, entrato all'inizio a ripresa, che buca come una lama nel burro la difesa biancorossa e infila Alfonso. È il gol della vittoria per il Savona. A quel punto Lopez fa entrare Tiribocchi per Castiglia e Padovan per Mustacchio e nel finale arrivano le chance per il Vicenza. Al 42esimo Tiribocchi trova con un tiro dei vecchi tempi l'incrocio dei pali, ma l'arbitro annulla il gol per un fuorigioco di rientro dello stesso centravanti biancorosso. E al 43esimo resta strozzato ancora in gola l'urlo per i tifosi del Vicenza e Tulli a cogliere il palo con il portiere battuto. Veramente non doveva andare nemmeno oggi. Il Vicenza scivola in quarta posizione con il Provercelli che vince e se ne va a 5 punti e la Cremonese che scavalca i biancorossi. Adesso la sosta e poi Almenti proprio contro la Provercelli. Quello che mi dà coraggio è che comunque la prestazione è stata fatta, cioè quello di oggi abbiamo messo lì e non c'è stata partita tranne, ripeto, che in una ripartenza il primo tempo, una punizione buttata lì il secondo tempo. Resta rammarico di aver perso, però la gara è stata fatta. La situazione in classifica adesso purtroppo no, non cambia nulla, io sapevo che poteva essere così perché non facevo programmi come sentivo, dobbiamo fare i programmi, gestire, quindi ancora cercare di puntare ai playoff e farlo nel migliore dei modi, raggiungere la classifica più alta e questo è l'obiettivo più importante per noi. Il resto sono chiacchiere, io non ci faccio caso, noi dobbiamo raggiungere i playoff e farlo nel migliore dei modi, questo è l'obiettivo primario nostro. In questo momento la sosta forse ben accetta, considerato tutto. Ma io vedo la squadra che gioca meglio degli altri, la squadra che sta meglio in campo degli altri, fisicamente mi sembra che sia meglio degli altri, voglio dire, se poi c'è la sosta è obbligata si fa, insomma, ma noi non avremmo avuto problemi nemmeno se non ci fosse stata. Ovvio che c'è la sosta, ci prepariamo al meglio come abbiamo sempre fatto. Giacomelli è un giocatore importante, oggi state parlando di una persona che anche se non sta attraversando un buon momento l'ha sempre fatto giocare, Giacomelli è un giocatore importante per questa squadra, però direi che anche gli altri sono stati bravi oggi a prescindere dal risultato, cioè, insomma, parlare degli assenti è sempre più facile e non va bene. Allora Giacomo Tulli, sui tuoi piedi le occasioni migliori per purtroppo oggi è una giornata sfortunata perché abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo sfruttate, quindi quando non sfrutti le prendi, ma purtroppo abbiamo preso questo gol, l'unico tiro in porta che hanno fatto il secondo tempo, se no credo che non ci sia stata partita.